Con il quarto trimestre del 2025 si chiude un anno di lavoro, ma un intero ciclo amministrativo avviato nell'ottobre del 2020, durante il quale il settore dell'edilizia privata e la regolarizzazione urbanistica è stato oggetto di un'azione continua, strutturata e tutt'altro che scontata. Ad affermarlo oggi è l'assessore Gerlando Principato ai lavori pubblici del Comune di Agrigento, che afferma che nel periodo ottobre-dicembre 2025 il Comune di Agrigento ha continuato a garantire operatività, certezza dei procedimenti e risposte concrete ai cittadini e ai professionisti, consolidando un percorso che oggi può crescere legittimamente. In termini di consuntivo dell'attività svolta, nel quarto trimestre del 2025, afferma Principato, sono stati incassati 244.000 euro dalle sanatorie edilizie e 275.000 euro dai permessi di costruzione, dati che si inseriscono in un quadro annuale che per l'anno 25 registra circa 789.000 euro di entrate dalle sanatorie edilizie e 1 milione di euro dai permessi di costruzione. Dal 2020 al 2025, grazie al lavoro sugli strumenti della sanatoria e dei condoni edilizi, sono stati regolarizzati centinaia di immobili, con un recupero complessivo di oltre 4,6 milioni di euro di entrate per il Comune stesso. È un risultato che va ben oltre il finanziario, significa valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, superamento di situazioni risolte da tanti anni e restituzione e certezza all'urbanistica della città. Parallelamente, continua l'assessore Principato, nello stesso arco temporale il settore dei permessi di costruzione ha prodotto oltre 5,6 milioni di euro di entrate, a conferma non solo della vitalità dell'edilizia agrigentina, ma soprattutto della fiducia di cittadini e professionisti verso l'amministrazione, che ha scelto di puntare su semplificazione e rispetto delle regole. Si tratta di risorse fondamentali che il Comune ha potuto reinvestire direttamente sul territorio con la manutenzione e la riqualificazione delle strade, la valorizzazione del verde pubblico, interventi di rigenerazione urbana, manutenzione straordinaria, edilizi scolastici, immobili comunali, manutenzione delle acque bianche. Questi risultati sono frutto di automatismi e congiunture favorevoli, ma è il prodotto di un lavoro quotidiano fatto di riorganizzazione degli uffici, risultati che assumono ancora più valore se si considera che nel corso di questi anni gli uffici hanno progressivamente perso personale, operando spesso con un numero ridotto di tecnici e amministrativi. Dietro questi numeri ci sono persone, poco rispetto alla mole di lavoro affrontata, funzionari, tecnici e amministrativi, operatori comunali che hanno operato e lavorato con competenza e serietà. Questi risultati, proprio per le condizioni in cui sono stati ottenuti, sono per me, afferma l'assessore Principato, motivo di orgoglio. A loro va il mio ringraziamento più sincero, perché è grazie al loro impegno se questi risultati sono stati raggiunti.